Un'onda di voti alla Lega conferma il successo netto nei comuni dell'Alta Padovana e così, dopo 25 anni a Curtarolo, ecco il primo sindaco donna, l'avvocato Martina Rocchio, alla guida di una lista civica con la Lega a fare da traino. Un risultato senza se e senza ma. A scegliere Rocchio sindaco, il 63% degli elettori. Ieri sicuramente abbiamo un po' scritto la storia, perché io sono la prima sindaco donna del comune di Curtarolo, e appunto proprio perché c'è stato questo cambio, ma soprattutto questa grande volontà da parte dei cittadini di cambiare, e anche appunto persone, è un po' mentalità. Non ancora 30 anni, candidati per la lista della Lega diventano sindaci dei rispettivi comuni anche i compagni di liceo Alberto Stefani e Daniele Canella. Deputato per il Carroccio dell'Alta da un anno, Alberto Stefani con il 51% dei consensi supera 2 civiche e insediandosi ringrazia la squadra. Mi hanno dato un entusiasmo straordinario, mi hanno dato delle emozioni straordinarie, mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto capire quanto è bello fare politica con entusiasmo, con passione, senza rigore, con voglia di vincere, con voglia di entusiasmare. Io ringrazio tutti loro, ringrazio i miei avversari. Nella confinante San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella conquista 6 elettori su 10, vincendo sul sindaco uscente Prevedello. San Giorgio volta pagina, San Giorgio si apre ad un futuro diverso, un futuro più prospero. Adesso incontrerò nel pomeriggio i capisettore e stiamo da subito lavorando per dare a San Giorgio delle Pertiche quel futuro che abbiamo promesso con gli impegni durante la campagna elettorale. Ma la Lega mantiene comuni come San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, conquista Trebaseleghe, Villafranca Padovana, Galliera Veneta. Piena riconferma Carmignano di Brenta per Alessandro Bolis, sindaco uscente, con un lusinghiero 74,2%. A tenere alta la bandiera del centro-sinistra Katia Maccarrone, che i cittadini riconfermano sulla poltrona di sindaco di Campo San Piero per altri 5 anni, con il 57,6% dei consensi. Che non è stata una vittoria così sul filo di lana, ma decisamente chiara e definita, per cui questo ci dà la carica per continuare. Come ho sempre detto, il motore è rimasto sempre acceso, i cittadini hanno scelto la continuità e quindi non ci saranno tempi morti e noi proseguiremo con le tante attività pronte a partire.